Accade a volte nella vita di vivere momenti inaspettati, brevi ma molto intensi, in cui dobbiamo affrontare sfide, superare paure, attraversare dolori e per i quali assumiamo comportamenti che non sappiamo spiegare nell'immediato, ma che dopo molto tempo ci appaiono assolutamente necessari. Nelle comunità antiche tali momenti, definiti riti di passaggio, venivano celebrati con dei rituali che coinvolgevano tutta la comunità di appartenenza. Oggi alcuni di questi momenti di crescita vengono affrontati in modo soggettivo, spesso con modalità molto intime e segrete, fondamentali comunque a stabilire un prima e un dopo nel nostro percorso di vita. Qui si raccontano alcuni di questi momenti di passaggio. Il sonnellino. Da bambina, subito dopo pranzo, il papà la prendeva in braccio per farle fare un sonnellino. Lui già indossava la divisa con la quale sarebbe andato subito dopo al lavoro. Una bella divisa con mostrine, tasche con risvolti e bottoni dorati. Le piaceva quel momento in cui il papà la cullava, mormorando una cantilena. Avrebbe voluto rimanere così per tutto il tempo, ma al risveglio si ritrovava sempre nel lettino. Un giorno pensò di infilare il ditino nell'asola della tasca sul petto del papà, come fosse un ancoraggio. Certamente si sarebbe accorta delle manovre del babbo per liberarle il ditino e così non gli avrebbe permesso di andare via, l'avrebbe cullata ancora. Si addormentò e al risveglio si ritrovò nel lettino come le altre volte. Era andata male, ma non intendeva arrendersi. Il giorno dopo avrebbe infilato il ditino più in fondo, avrebbe tenuto il pugnetto più stretto, sarebbe stata più vigile. Il giorno dopo si sarebbe svegliata tra le braccia del papà, ne era certa. Il buio. Frequentava già la scuola elementare e questo era motivo di orgoglio per tutti. Era grande, ma lei non si sentiva così grande come gli altri dicevano. Era diligente, precisa, ubbidiente, ma c'era una cosa che non le riusciva di fare. La sera, quando si accomodava nel suo lettino e si spegnevano le luci, veniva colta da una paurosa inquietudine. Quel buio non le piaceva. Quando chiudeva gli occhi le sembrava che qualcosa la minacciasse. Se teneva gli occhi aperti, qualunque ombra, riflesso o suono la metteva in allarme. Trascorreva così un po' di tempo, poi, sconfitta dalle sue stesse paure, si avvicinava alla stanza dei genitori e con un bisbiglio chiedeva di poter dormire con loro. Non ha mai ricevuto un rifiuto. Di buon grado, papà e mamma l'accoglievano nel grande letto nel quale si addormentava pacificamente. Una di quelle notti, svegliandosi, allungò la mano per sentire se la mamma fosse ancora vicina a lei. Toccò le spalle della mamma, poi il suo braccio. Poco più giù sfiorò la mano del papà, che stava appoggiata sul fianco della mamma. Ritrasse subito la mano. Mamma e papà erano vicini, dormivano abbracciati. Scivolò fuori dal letto, raggiunse la sua camera e si raggomitolò nel suo lettino. Da quel momento quello sarebbe stato il suo giusto posto. Il compito. Da poche settimane aveva iniziato a frequentare il primo anno di medie. Faticava a legare con le compagne, era timida e nessuno le prestava molta attenzione. Quel giorno avrebbe dovuto affrontare il primo compito in classe di italiano. In casa tutti dicevano che non c'era da preoccuparsi, mantenendosi vaghi. Lei aveva svolto tutti i compiti che le erano stati assegnati e questo forse poteva bastare. L'insegnante dettò:
Descrivi il momento della giornata che preferisci. Rimase perplessa. Nessuna domanda sulle regole di grammatica? Nessuna domanda sull'ultima poesia imparata a memoria? Tanto meglio. Il momento della giornata che preferisco. Era una cosa alla quale non aveva mai pensato. Ci pensò su e cominciò a scrivere. Scrisse che il momento migliore delle sue giornate era quando si spegne il televisore, si abbassano le tapparelle e si accendono le abajur e piano piano tutto diventa intimo e silenzioso. Quando ci si raggomitola sotto le coperte e si indugia ai più vaghi pensieri che portano lontano dalla monotonia del giorno appena trascorso. Scrisse così, con il sincero trasporto di un pensiero personale di cui scopriva in quel momento l'esistenza. La settimana seguente l'insegnante entrò con il fascio dei compiti già corretti. Dopo averli distribuiti, rivolse alcune osservazioni e commenti agli interessati su quanto avevano scritto. Alla fine si rivolse a lei, dicendole che aveva fatto un buon compito e che ne aveva apprezzato l'originalità. L'originalità? Che significa? Lei non aveva avuto alcuna intenzione di essere originale. Aveva parlato di sé intimamente. Non era stata originale, era stata autentica. Si sentì amareggiata, ma rimase in silenzio, come sempre. Da allora iniziò a capire come funziona la scuola. Lo conosci tu bene? Lo conosci tu bene? L'Italia senza la Sicilia non lascia alcuna immagine nell'anima.